Dunque, moltissime cose sono già state dette. Cominciamo allora in fondo a dire delle cose molto semplici, e cioè che come mai alcuni giuristi, neanche più giovanotti come io e tanti altri, ci siamo impegnati, ci siamo presi delle responsabilità di far presente che questa grossa riforma costituzionale di cui si sta discutendo, perché poi dovrà decidere il corpo elettorale se approvarla o no, perché questa riforma costituzionale ha dei difetti seri e gravi. Molti di noi sono vecchi professori universitari oppure ex giudici della Corte Costituzionale, badate bene, provenienti da esperienze culturali, da vicende professionali molto diverse. Come dire, per essere chiari, gente di destra e di sinistra, laici e cattolici, ma perché tanti giudici costituzionali improvvisamente hanno avuto il coraggio, insomma, hanno sentito la responsabilità di pigliare una posizione ufficiale? Ma perché i professori universitari un po' più seri, e soprattutto poi chi deve giudicare davanti alle liti che avvengono sull'applicazione della Costituzione, deve avere necessariamente il rispetto di ciò che c'è scritto nella Costituzione. La Costituzione non è una cosa vaga, generica, da affrontare con grandi discorsi ideologici, politici. Anche quello, ma poi è fondamentalmente la disciplina di regole, di norme di comportamento. Si dice come le cose funzionano o dovrebbero funzionare. E noi che abbiamo visto e deciso davanti a tante liti, sulla base della Costituzione vigente, di quello che c'è scritto, a leggere certe parti, non tutte, badate bene, certe parti di questa revisione costituzionale così grossa e impegnativa, siamo entrati in crisi. Abbiamo detto, ma no, non è vero che qui si semplifica, si razionalizza l'esistente, non è vero che si rimedia ai conflitti. Qui si pongono esattamente al contrario le premesse per una conflittualità permanente e continua, per la non semplificazione, la complicazione dei rapporti. E poi ci sono alcune cose fondamentali che non funzionano. Diciamo subito, alcune cose buone ci sono, però questo dico subito per toglierci le modifiche della Costituzione non possono essere qualificate solo da alcuni aspetti buoni. Chi è che si oppone all'abolizione del CNEL, del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che non ha mai fatto fondamentalmente nulla? Chi è che si oppone a un tentativo di razionalizzare i decreti legge? Cioè ci sono delle parti che funzionano, ma il problema è: compreremmo noi una macchina che ha alcune buone cose ma al contempo ha alcuni meccanismi che non funzionano, che possono produrre gli incidenti, che possono non far funzionare il motore? È evidente che il giudizio deve essere un giudizio complessivo, un giudizio in cui certi errori oltre un certo livello non sono sopportabili. Guardate bene, non è l'odio per le revisioni costituzionali. Le revisioni costituzionali, cioè la modifica della Costituzione, la modifica parziale della Costituzione, è un modo per rendere, a volte se ben fatta, la Costituzione più vitale, più efficace, più moderna. Certo, se si rispettano i principi fondamentali della Costituzione, se la scelta è coerente. E in realtà in Italia si sono fatte molte, diversamente da quello che un po' si dice ogni tanto, si sono fatte tante modifiche costituzionali. Se vogliamo essere pignoli, si sono fatte dal 48 ad adesso 36 modifiche della Costituzione e delle leggi costituzionali, cioè voglio dire, ogni 2 anni, no, anzi ogni anno e mezzo c'è una modifica costituzionale, però sono modifiche costituzionali contenute, piccole, omogenee, cioè che aggiustano qualche rotella che non funziona o che si pensa non funzioni, alcune parti. Ci sono stati invece negli ultimi anni 3 grossi tentativi di riforma medio-grossa della Costituzione.
della parte organizzativa della Costituzione. E questi hanno sollevato tutti i problemi sono sorti su queste modifiche. Nel 2001 si è modificato tutta la parte della Costituzione che riguarda i rapporti tra Stato e Regioni ed enti locali, il cosiddetto titolo quinto, a cui adesso molti attribuiscono tante colpe che dovrebbero essere sanate dalla riforma di adesso. E questa è già una prima cosa che bisogna mettere da parte, insomma, ben precisa. Le modifiche costituzionali possono produrre anche danni. Anche la modifica costituzionale del 2001, che era una buona modifica, che aveva dei principi di fondo, a mio parere, condividibili, cioè il tentativo di rivitalizzare e rilanciare il regionalismo italiano, però poi aveva in concreto non pochi difetti, anzi aveva molti difetti. Io, insieme ad altri giudici, abbiamo avuto l'esperienza concreta. Io quando sono entrata alla Corte, le liti tra Stato e Regione occupavano il 20% di tutte le liti che vanno alla Corte. Quando ne sono uscito, purtroppo, le liti tra Stato e Regione erano il doppio di tutte le altre liti. Quindi vuol dire che c'era e c'è nella Costituzione attuale dei difetti in quella parte. Dei difetti che però la Corte nel frattempo ha tamponato, ha corretto, a volte in modo convincente, a volte in modo anche discutibile, ma insomma questo poi è nelle cose umane che tante vicende sono opinabili. Allora, la Costituzione con le grosse riforme hanno in sé questo rischio in particolare, perché io tocco molta materia in sé. 19 articoli sono stati modificati nel 2001, poi nel 2005 il governo Berlusconi propose di modificarne 56 su 138, quindi la metà della Costituzione. Per fortuna, a mio parere, il corpo elettorale bocciò quella riforma. Adesso questa vuole modificare più di 45 articoli, non parti apparentemente sconvolgenti, ma una riforma che tocca molti istituti, alcuni molto importanti. Per capirci, si vuole modificare il modo di organizzazione del Parlamento, cioè come chi è che governa il sistema parlamentare e i rapporti tra Camera e Senato. E quindi il cuore del potere, cioè come si fanno le leggi. Quindi una cosa molto importante. Dall'altra si vuole modificare nuovamente l'ordinamento delle regioni, altro settore molto grosso. In corrispondenza a questa poi si vanno a toccare altri organi che ne dipendono o che sono orientati. Ma fermiamoci su queste due cose che sono più grosse. Dov'è il problema? Il problema è che insieme ad alcune cose che si sono dette, ci sono molte cose non dette pubblicamente, ma scritte in questo testo di revisione costituzionale che adesso è sottoposto al giudizio. Proviamo a spiegare scusate, faccio molti esempi, ma io è da tanto tempo che ho insegnato agli studenti e so che agli studenti, soprattutto nei primi anni, bisogna fare molti esempi perché giustamente uno mica sa tutte le cose. Questa riforma in realtà opera delle cose che non si dicono, ad esempio, cosa che si dice poco. Non viene abolito il Senato, viene sostituito. Viene sostituito da un nuovo Senato che ha meno poteri del Senato attuale, ha una composizione molto più ristretta, ma è un organo che dispone di poteri notevoli sul piano del controllo e sul piano anche legislativo. Ma queste scelte sono state operate, a parere di alcuni di noi, di molti di noi, in modo così confuso, così abborracciato, così incerto, da poter produrre dei danni seri. Qualche esempio, per capirci. Dunque, il Senato diminuisce di poteri. La prima diminuzione di potere dove la vediamo? Il Senato non esprime più la fiducia al governo, cioè il governo, una volta nominato dal Presidente della Repubblica, entra in funzione se ha il consenso politico della Camera dei Deputati, non più del Senato. Perché?
Perché si dice cerchiamo un'unica Camera rappresentativa, elettiva. Certo, questo non è nulla di rivoluzionario, badate bene. In molti ordinamenti addirittura c'è solo un ramo del Parlamento, c'è solo la Camera. Non ne derivano. Certo, cosa c'è che incomincia a stridere? È che questo organo che non ha potere di nominare e revocare il governo, poi però ha alcuni poteri che sembrerebbero presupporre che questo ci sia. Per capirci, il Senato è incaricato di fare molti controlli sul governo. Ma che senso ha controllare un organo che poi non puoi sanzionare? Cioè, voglio dire, se tu sorprendi l'organo a fare cose cattive, dovresti avere dei meccanismi di richiamo, di sanzione su questo. Non si fa. Però contemporaneamente cosa succede? Questo Senato, che vedremo, non ha quasi più potere legislativo vero e proprio, però in certi campi lo mantiene, una quindicina dei settori. E in questa quindicina di settori deve, ad esempio, approvare delle cose importanti. Facciamo solo un esempio. L'assenso del Senato sarà indispensabile, sarebbe indispensabile per i nuovi trattati europei. Cioè, se l'Italia vuole, insieme agli altri paesi europei, modificare i trattati europei, che sono cose importantissime, il governo tratta con gli altri governi europei e alla fine, se si trova un accordo, questo accordo deve essere approvato da tutti gli stati che compongono l'Unione Europea. Per approvare questo da parte dell'Italia ci vuole il consenso della Camera e del Senato. E se il Senato si mette di traverso? Cioè, voglio dire, se i senatori, che sono magari rappresentativi di interessi territoriali, di interessi particolari, che potrebbero avere un indirizzo politico diverso da quello della Camera dei Deputati, si rifiutano? L'Italia che fa? Non aderisce più all'Unione Europea? O rimane coi vecchi trattati? Cioè qui sembra che il nostro legislatore, chiamiamolo ricostituente, cioè che vuol rifare la Costituzione, non abbia ben riflettuto, non abbia ben pensato. Allora, il governo non può né chiedere la fiducia, cioè porre la fiducia. Quando una Camera è riottosa nei confronti del governo, il governo dice: signori, si vota pubblicamente. Questo è il porre la fiducia. Se non passa la mia proposta, mi dimetto. Ma questo non lo può fare un governo che non ha avuto la fiducia da parte del Senato. Quindi il Senato è più libero, paradossalmente. E non lo si può neanche sciogliere, perché anche questo hanno detto, no, il Senato non può essere sciolto anticipatamente, anche se impazzisce, anche se piglia posizioni estruse. Ma insomma, queste possono essere anche cose minori. I punti peggiori, i punti più discussi del Senato sono altri due. Come è composto? E come influisce sulla produzione delle leggi nazionali? Come è composto? È composto in un modo confuso. In giro ci sono altri senati. Si è fatta la scelta di mantenere il Senato e di trasformarlo in Camera, quella che noi chiamiamo Camera delle Regioni, per capire. Camera che dovrebbe rappresentare a Roma le esperienze di amministrazione locale. Una cosa ottima, guardate bene, in principio. Un forte sistema autonomistico dovrebbe avere, in moltissimi stati, un Senato che in un modo o nell'altro rappresenta le culture regionali, diciamo, le esperienze regionali. Perché il rischio qual è altrimenti? Il rischio è che il Parlamento svuota con le leggi ordinarie ciò che c'è scritto in Costituzione. Cioè, voglio dire, giorno a giorno si riprende poteri che sul piano del disegno costituzionale dovrebbero andare alle regioni. Allora, se invece c'è il Senato, perbacco. Il Senato si metterebbe davvero opportunamente di traverso e imporrebbe alla Camera, ai governi, ai ministeri, alle burocrazie che sono dietro al governo, di stare un po' calmi e di lasciare alle regioni quei campi di azione che devono avere. Però questo vorrebbe dire
Intanto che questo organo sia un organo autorevole, forte e che ha competenze adeguate, composto da 100 senatori, il nuovo Senato dovrebbe essere, di cui 5 non c'entrano nulla con i territori, perché sarebbero quelli nominati dal Presidente della Repubblica, e lì è proprio un errore clamoroso, insomma, di chi ha scritto questa norma, perché il grande musicista o il grande scienziato che viene nominato per 7 anni senatore della Repubblica, poi che ci fa col sindaco di Forlimpopoli o con il consigliere regionale umbro? Cioè, voglio dire, gli interessi, i punti di vista sono... Ma ammettiamo di lasciare da parte questi poveri, che poi tra l'altro dovrebbero lavorare gratis, perché si sono dimenticati di mettere una norma per cui dovrebbero avere un'indennità, vabbè, cosa da meno, la correggerà, poi queste cose le correggono sempre un po' nell'ambiente romano, hanno molti strumenti. Ma i 95 senatori, quelli non si sa come saranno scelti, non si sa tuttora come saranno scelti, o meglio, si fissano 2 regole diverse che non funzionano. Uno, vengono eletti dai consigli regionali, pro quota, il Friuli ha appena 2, è un po' disgraziato per l'applicazione quanto ce l'avrebbe la Valle d'Aosta, che è assai meno popolosa del Friuli, ma vabbè, queste possono essere anche conseguenze di regole astratte che poi producono strane cose. Ma insomma, vengono scelti dai consiglieri regionali in carica, i quali devono scegliere consiglieri al loro interno, nel caso del Friuli, un consigliere regionale e un sindaco, proporzionalmente alla composizione dei gruppi, insomma alla consistenza dei gruppi. Allora, tutta un'elezione in diretta, poi però ci è stata qualche rivolta parlamentare, per cui hanno scritto anche una cosa diversa, che però una legge futura dovrà garantire che questa scelta avvenga in conformità ai risultati elettorali. Ma com'è possibile mettere insieme 2 cose diverse? Lo vedremo, la fantasia può anche darsi. Comunque, quello che mi interessa è questo. Entrano 95 senatori a tempo limitato e non retribuiti. Chiariamo. A tempo limitato vuol dire che continuano a fare i consiglieri regionali e i sindaci. Insomma, a fare seriamente i consiglieri regionali o i sindaci, in genere si occupa del tempo. Quindi che devono fare? Devono lavorare nei fine settimana. Parliamo in concreto. Quando ci sono le leggi di bilancio, entro 15 giorni il Senato deve dare le sue proposte alternative alla Camera. In 15, chiunque di voi abbia mai visto anche da lontano un bilancio dello Stato, sono alcuni volumi di centinaia di pagine e di centinaia di numeri. Ecco, il Senato in quei fine settimana eserciterà davvero il potere di controllo e di indirizzo sul bilancio dello Stato. È un po' retorica la domanda, ma insomma, per capirci. E così potremmo fare per tante altre cose. Allora, si lavora un po' episodicamente, non si è retribuiti. Allora, qui grande merito, dice, finalmente non paghiamo i senatori. Sì, io ho paura di un organo collegiale in cui qualcuno è pagato 1.000 euro al mese e qualcuno è pagato 10.000 euro al mese, perché i consiglieri comunali, noi sindaci dei piccoli comuni pigliano poco, in genere, non molto. I presidenti magari di una regione della Sicilia o della Sardegna pigliano molto di più. Allora, com'è possibile che si possa fare lo stesso lavoro tutti insieme, 100 persone, però gli uni pagati in un modo e uno nell'altro? È buffo, ma fin qui sono cose buffe, strane. Il problema vero è però quello che fanno o non fanno i senatori. Perché i senatori vengono chiamati, normalmente, a dare semplicemente un parere sulle leggi statali. Cioè, la Camera approva un disegno di legge. Dopodiché, i senatori possono chiedere di esaminarlo entro 30 giorni.
Hanno 30 giorni per esaminarlo e fare eventuali proposte alternative. Dopodiché la Camera fa quello che reputa opportuno fare. Non è vincolato dal parere, è un parere quello del Senato. Allora, questo è un potere debole. È un potere debole. Salvo che in quelle 15 materie che vi ho detto, che sono materie più marginali, ma soprattutto in queste 15 materie, questo è il punto fondamentale, non c'è nessuna delle materie in cui si decide cosa devono fare le regioni, e cosa deve fare lo Stato, e cosa devono fare gli enti locali. Questo è il nodo vero. Cioè, l'autonomia regionale e locale vive di sicurezza di cose che io devo fare, che la regione, l'ente locale deve fare. Se tutto questo è affidato, come vedremo subito dopo, al legislatore ordinario, la legge ordinaria, cosa può avvenire? Può avvenire che il Parlamento, o meglio la Camera dei Deputati, restringe moltissimo i poteri delle regioni. E il Senato che fa? Dà un parere. Insomma, chiunque abbia un po' di esperienza dei rapporti tra burocrazie nazionali e sistema delle autonomie ha paura dinanzi a questo, perché ha paura che la Camera dei Deputati possa risucchiare al centro moltissime decisioni. In più, tutto questo sistema un po' confuso e complicato tra Camera e Senato. La Camera fa certe cose, il Senato fa delle altre, le deve fare entro termini perentori. Può originare, è probabile che origini, è quell'articolo che prima veniva citato, che occupa paginate di stampa, ma non chiarisce poi in fondo le cose, può originare un sacco di liti, un sacco di incomprensioni, un sacco di contrapposizioni. Vi faccio il caso più semplice di tutti, ma poi se volete ve ne faccio anche qualcun altro, ma il più semplice di tutto è questo. La Camera approva un disegno di legge, il Senato dice voglio dare il mio parere, dà il parere, torna alla Camera e la Camera lo riapprova con un po' di emendamenti ulteriori, cioè cambiandolo ancora un pochino. E allora il Senato può dire ma scusate, ma me l'avete chiesto il parere anche sulle nuove novità oppure no? Cioè tu mi dici 10, io do un parere su 10 e poi tu mi approvi 24. Allora, cosa vuol dire questo esempio? Che in quel caso il Senato potrebbe ricorrere alla Corte e dire no, qui la Camera mi sta, scusate il termine, fregando, cioè mi sta aggirando i miei poteri e volendo fare delle cose che non vanno fatte. Oppure una regione potrebbe sollevare questa questione, o un interessato potrebbe sollevare, l'avvocato di un interessato potrebbe sollevare la questione in un processo, cioè di colpo noi rischiamo, diversamente da quello che si dice, di moltiplicare le liti, di moltiplicare l'incertezza in base alla quale uno Stato moderno e funzionale dovrebbe funzionare. E questo è un primo blocco. Un primo blocco che è abbastanza serio, ma forse il tema ancora più serio è quello che riguarda proprio le regioni. Il rapporto tra lo Stato e le regioni. Lo Stato e le regioni, come stanno le cose? Le regioni, voi sapete, sono state istituite nel 1948, sono state una delle massime modificazioni rispetto al nostro ordinamento precedente. Noi prima eravamo uno Stato uniforme, accentrato e così. E invece con il 48, in mezzo a 1000 tensioni, discussioni, tutto quello che volete, si è deciso di istituire sull'intero territorio nazionale 20 regioni. Poi di queste 20 regioni sono state molto ostacolate, si sono riuscite a istituire solo alcune regioni speciali, poi solo molto più tardi è stato istituito il Friuli come ultima delle regioni speciali, e poi finalmente nel 1970 si è istituite le regioni ordinarie, tutte le altre 15 regioni. Queste regioni avevano il nucleo di potere vero nel fatto che c'era una norma della Costituzione la quale diceva in queste materie, erano una ventina di materie molto importanti, dall'agricoltura all'urbanistica all'assistenza sociale, così via, quindi materie grosse, settori grossi,
si diceva queste sono competenze delle regioni, proprie delle regioni, salvo che lo Stato fissa i principi fondamentali. Cioè, lo Stato fissa i principi. Quali sono i principi? Tutto il resto è ed è soltanto delle regioni. Le regioni speciali avevano ancora più poteri e soprattutto avevano più soldi. Più poteri, più soldi o più autonomie, diciamo, soprattutto nella gestione del bilinguismo, no? Delle minoranze linguistiche. Così. Cosa avviene? Nel 2001 c'è un tentativo, come dire, di allargare molto l'autonomia regionale, ma si fanno anche dei grossi. Ed è positivo che si sia tentato di allargare, ma si sono fatti degli errori anche clamorosi, diciamo, in questa lettura molto federalistica del nostro regionalismo, cioè una spinta molto autonomistica, iperautonomistica, che le regioni non hanno retto in buona parte. E poi c'erano delle norme sballate, devo dire. Vi dicevo prima, la Corte Costituzionale ha dovuto lavorare assai duramente per tamponare alcuni errori clamorosi che c'erano e ci sono ancora nella nostra Costituzione. Allora, il nostro Parlamento adesso dice, ma noi sulle regioni togliamo gli errori. Ecco, questo non è vero. Il nostro Parlamento con questa riforma non ha tolto gli errori, ha tolto la possibilità per le regioni di fare le leggi, cioè ha smassato tutte le competenze delle regioni ordinarie. Cioè quelle 20 materie del 1948, che poi erano diventate 25 e più nel 2001, arrivano a essere 2 o 3 minori. Tutte le grosse materie adesso spetterebbero allo Stato centrale. Guardate, non è cose piccole, tutto il potere urbanistico spetta alle regioni, spetta allo Stato. L'assistenza sociale spetta allo Stato. La tutela del paesaggio spetta allo Stato. Tutta l'ecologia, la tutela ecologica spetta allo Stato. Competenza esclusiva dello Stato, parole hanno il loro peso. Cioè c'è un'inversione radicale, cioè si modifica alla radice quello che è il disegno regionalistico, che può darsi sia anche sbagliato, può darsi sia superato dai tempi. Io non ci credo che sia superato dai tempi, perché la Germania federale è uno Stato federale molto efficiente e funziona. La Spagna è uno Stato a forte regionalismo e funziona mediamente come funzionano gli Stati contemporanei. L'Inghilterra, prima di andarsene, è un paese della complicatissima amministrazione locale, ma con fortissimi poteri locali. Quindi non è che la gestione dei poteri locali è impossibile o non è moderna. Si tratterebbe di disciplinarla per bene. La risposta purtroppo dei nostri ricostituenti sembra essere quella di dire tutto a casa. Tutto a casa vuol dire delle cose molto precise. Che sì, in certi settori poi si dice ridaremo parte del potere alle regioni ordinarie, ma lo decide di volta in volta il Parlamento nazionale fatto dalla Camera dei Deputati. Cioè, vi faccio un esempio, scusate, anche qui faccio un esempio perché a volte un esempio serve più di tanto. In materia di urbanistica, lo Stato dice è mia competenza esclusiva fissare tutte le norme in materia di urbanistica che riguardano i principi fondamentali e comuni. Cioè, io fisso ciò che deve rimanere allo Stato. Questo vuol dire sono libero di fissare quel che voglio, quello che reputo opportuno. Ad esempio, un condono edilizio. Scusate, vi faccio un esempio brutale e banale, ma perché me lo ricordo. Noi nel 2000, la Corte Costituzionale italiana, con grande fatica nel 2003, ha fatto saltare, si dice, ha dichiarato incostituzionale, le norme che prevedevano un condono edilizio in tutta Italia, prescindendo dal fatto che le competenze erano delle regioni e degli enti locali. La Corte ha detto no, lo Stato non può improvvisamente, dopo aver dato l'autonomia urbanistica alle regioni e agli enti locali, poi
con l'altra mano dice vabbè, imbianchiamo tutto, 3 soldi e tutto si regolarizza. Adesso si potrebbe fare. Scusate l'esempio banale, ma non è un esempio banale, è un esempio che penserebbe sull'autonomia, sull'autogoverno delle popolazioni, insomma. E così potremmo ripetere l'esempio sull'assistenza sociale. Pensate, l'assistenza sociale, oppure sulla sanità, su tutta la sanità. Cioè il rischio è che in nome della correzione degli errori del 2001 si sia azzerata la Costituzione del 48. Ecco, o la si possa azzerare. E questa è una conseguenza veramente pesante. Poi c'è, ma non voglio creare equivoci, una norma un po' provocatoria che riguarda le regioni speciali. E qui bisogna essere chiari perché voi operate in una, vivete felicemente, spero, in una regione speciale. La specialità delle regioni è una cosa seria, laddove corrisponde alle diversità culturali, territoriali, alle storie diverse. Però certo non possiamo dimenticare che alcune delle regioni speciali sono tra le più chiacchierate, non il Friuli, qualcun altro, immaginate. Insomma, le regioni speciali sono 5, lo sapete, no? Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Friuli e Valle d'Aosta. Allora, alcune regioni speciali, devo dire, sono alle cronache giudiziarie e non solo giudiziarie, un giorno sì e l'altro pure, per essere chiari. La loro efficienza amministrativa è a livello minimo e così. Altre di queste regioni, più serie, più capaci, hanno però dei privilegi finanziari, come dire, che le altre regioni si sognano. Soprattutto il Trentino Alto Adige, la Sicilia, la Valle d'Aosta hanno 3 regimi di finanziamento della loro attività lussuosi, o abbastanza lussuosi, diciamo, rispetto a tutte le altre. Allora, tutti avevano detto, vabbè, allora avviciniamo le regioni, anche perché col tempo, con lo sviluppo economico, con la maggiore osmosi tra le popolazioni, le grandi diversità del 46-47 sono andate lentamente riducendosi, per fortuna. E invece in questa riforma noi ci troviamo questa strana cosa, ci troviamo una norma che dice tutte le disposizioni in materia di regioni, non la composizione del Senato, perché nel Senato entrerebbero anche le regioni speciali, tutte le altre disposizioni verranno, non si applicano alle regioni speciali e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo si applicherà quando si modificheranno i loro statuti, che si fa con delle leggi costituzionali apposite, e qui è stato aggiunto da questa riforma sulla base di intese con le medesime regioni e province autonome. Allora, il Parlamento non gli basta una legge di revisione costituzionale per modificare lo statuto siciliano, ma deve chiedere prima il permesso alla Sicilia, alla Sardegna e quant'altro. Voi capite che non è molto probabile, che le regioni interessate accettino, come dire, diminuzione di poteri. Sarebbe stato come dire che questa riforma ci voleva il consenso delle 15 regioni ordinarie, che non sarebbe mai arrivato. E allora qualche problema di coerenza c'è di coerenza, di sviluppo unitario del paese. E io quando ero alla Corte ho visto, anche voi avete visto e conoscete, che molti comuni dei veneti hanno chiesto di trasferirsi in Trentino Alto Adige o in Friuli, o molti comuni piemontesi improvvisamente hanno sentito la voglia di andare in Valle d'Aosta. Ma perché? Ma perché hanno visto che lì gli enti locali sono trattati meglio, la finanza è molto più ricca. No, cioè, voglio dire, sono cose che tutti noi conosciamo. Che vuol dire in prospettiva che ci sarà ancora più distacco tra la Sicilia e la Calabria o tra il Trentino Alto Adige e il Veneto? Che ci saranno tensioni sociali, che ci sarà polemiche, che ci sarà divisione tra la gente. E questo
nessuno se l'augura, nessuno se lo deve augurare. Cioè, in mezzo a tutti i problemi che il nostro paese ha, aggiungere una manciata di localismi contrapposti, proprio non ne abbiamo. Pensate che addirittura non si applicherebbe alle regioni speciali neanche una nuova norma molto forte che è stata prevista da questa riforma, che dice che la legge dello Stato può intervenire nelle materie proprie delle regioni quando lo richieda la tutela dell'unità giuridico-economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale, cioè anche nelle materie più sicuramente regionali, ammesso che ci siano, ormai il Parlamento può decidere, in via eccezionale evidentemente, che no, certe cose si fanno in un certo modo, quando è in gioco l'interesse nazionale o l'unità giuridica ed economica. Quindi una clausola di supremazia si chiama nel linguaggio tecnico, ma insomma lo Stato unitario dice no, pur rispettoso dell'autonomia a questo livello, invece va fatto così, una decisione solenne presa dal Parlamento. Ma questa decisione solenne si fermerebbe allo Stretto di Messina, cioè non si applicherebbe alle regioni speciali, oppure si fermerebbe a Quincinetto prima di entrare dal Piemonte in Val d'Aosta. Cioè, voglio dire, ma ha senso tutto ciò? Se c'è un interesse nazionale, se c'è davvero in gioco l'unità giuridica ed economica del paese, perbacco. Perché queste, almeno applichiamo alcune norme, e soprattutto per le regioni speciali. Certo, ci vorranno modifiche sostanzialmente contrattate, ma da assumere entro X anni, entro 2 anni, entro 3 anni, e se non si consegue il consenso entro 3 anni, provvederà il Parlamento da solo. Cioè, voglio dire, non si può costruire, in un momento in cui si schiaccia così tanto l'autonomia regionale, e mantenere queste 5 regioni sempre più lontane. Quindi non è più un sistema regionale, diventano tante cose diverse. Allora vedete, forse di queste cose non ne avete mai sentito parlare, nelle varie sparacchiate che si sono fatte su questa riforma costituzionale, in cui tutti vi parlano, si risparmiano i soldi, non si pagano i parlamentari, no, si riducono, insomma, su questo permettetemi solo di dire che si sarebbero risparmiati assai più soldi abbassando del 20% la retribuzione ai vitalizi di deputati e senatori con una semplice legge ordinaria. Non raccontiamoci storie che si diminuisce la spesa pubblica o cose del genere modificando il Senato della Repubblica. Cioè, voglio dire, alcune piccole conseguenze ci sono, a prescindere che poi le classi politiche, i quali legittimamente hanno, se contenuti delle indennità, sono a livello di decine di migliaia, non sono a livello di 200 senatori. Ma prescindiamo da queste cose. Quello che a me interessa farvi notare è che di questo probabilmente non avete quasi mai sentito parlare. E invece questo è il contenuto grosso di questa riforma. Non è che mi sono fermato su tutte le cose, ce n'è di molto buffe, strane, se volete poi qualcuna ve la posso anche raccontare, ma se vi interessa, se c'è tempo, figurarsi. Ecco, allora bisogna forse affrontare serenamente, ma con decisione, una valutazione di queste innovazioni, che possono risolvere alcuni piccoli problemi, ma possono aggravarne e pastrocchiare molto di più. Tra l'altro, ultima cosa, in tutto questo poi rischiano di venire travolte alcuni diritti dei cittadini, il buon funzionamento di alcuni organi di garanzia della nostra Costituzione, i diritti dei cittadini. Tutti vi dicono, ripetono a mo' di pappagallo, ma a noi si toccano solo le norme organizzative, non si toccano i diritti delle persone, perché tutti dicono no, la prima parte della Costituzione è sacra, inviolabile. E
Quando la sanità dipenderà da un medico provinciale ufficiale dello Stato, decentrato nel capoluogo di provincia o nell'ex capoluogo di provincia, e non da organi rappresentativi delle popolazioni, il diritto alla salute sarà la stessa cosa? Quando l'urbanistica, per fare un altro caso concreto, venisse controllata, orientata dal Ministero dei Lavori Pubblici e dai suoi uffici decentrati e non dai consigli regionali e locali, con tutti i loro limiti, sia ben inteso, sarà la stessa cosa? Non vengono in gioco dei diritti, cioè la qualità dei diritti. Quando noi abbiamo una delle norme fondamentali della nostra Costituzione, che è l'articolo 5 della Costituzione, che è quell'articolo che dice che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e garantisce le autonomie territoriali. Si usa un termine, scusate, un trucchetto linguistico che usano i giuristi, ma ve lo spiego. Si dice non garantisce le autonomie, non dice solo garantisce le autonomie locali, ma riconosce. Cosa vuol dire riconosce le autonomie? Vuol dire che la nostra Costituzione dice che prima ci sono le autonomie territoriali, l'uomo prima si insedia sui piccoli territori e poi nello Stato, quindi lo Stato non può azzerare le autonomie, ecco, per capirci. Ora, voglio dire, qui non è che le si azzera, ma le si sega a metà, ecco. Allora, prima cosa, alcune situazioni soggettive, alcuni diritti, quelli che noi chiamiamo diritti, vengono erosi da una modifica del genere. E questo è cosa di che preoccuparsi, di che davvero preoccuparsi. E poi vedete, quello che forse a me turba più di tutto, è che questa volta si chiede di modificare più di un terzo della nostra Costituzione, che è una casa comune. Gli antichi costituenti dicevano che la Costituzione è la casa comune, cioè è ciò che unifica al di là delle diversità politiche, no? È il comune sentirsi. Lo modifica chi? La maggioranza politica contingente, che poi fa appello al popolo, chiedendo il voto a favore. Questo è un modo pericoloso di instaurare i rapporti, perché se ciascuna forza politica temporaneamente al potere fa cose del genere, il rischio è che dopo un po' di anni non c'è più Costituzione, c'è solo il diktat di chi è temporaneamente al potere. Cioè, in un momento in cui il Paese ha molto bisogno di unità, di valori condivisi, di regole da tutti accettate, il rischio è che chiunque va al potere o pensa di essere temporaneamente egemone si fa la sua regola costituzionale. Ma questo vuol dire, signori, fare un'operazione di grande pericolosità. È un pochino come il discorso i cittadini di una regione contro i cittadini dell'altra, cioè si rischia di frantumare il nostro Paese. Vedete, la nostra Costituzione non è nulla di eccezionale, ma è una ottima e buona Costituzione che storicamente ha aiutato il Paese a svilupparsi. Poi insomma, la nostra Costituzione è stata votata da oltre l'85% dell'Assemblea Costituente, in un contesto, a dir poco, pericoloso, di conflittualità politica interna e internazionale altissima. Ed è riuscita, malgrado tutto, non da sola, ma anche lei, a tenere in piedi e insieme questo Paese in anni complicati, duri, di grande sviluppo economico, di trasformazioni sociali incredibili. Poi è stata anche tradita, è stata non applicata, è stata messa da parte, tutto quello. Però questo è stato un possente fattore di unità di questa comunità nazionale. Accettare una riforma un po' sgangherata, un po' abborracciata, che tocca due nuclei forti del modo di organizzazione del potere, come si fanno le leggi nazionali e come si divide il potere tra Stato centrale, autonomie territoriali. Questo
questa è cosa da non prendere sotto gamba. E allora bisognerebbe ricordarsi appunto, cioè non è che bisogna conseguire di nuovo l'85% dei voti a favore, ma insomma avere una procedura che comprenda, allarghi, coinvolga, altrimenti l'unico discorso è quello infelicissimo che fanno alcuni centri della finanza internazionale, o addirittura, devo dire, molto infelicemente, un ambasciatore di un paese amico che vorrebbero imporre a un paese sovrano, o meglio a un popolo sovrano che deve esprimersi su una proposta di revisione costituzionale, di accettare a scatola chiusa questa cosa, perché così avremo investimenti, insomma una roba inimmaginabile soltanto pochi anni fa, ecco, inimmaginabile. Allora, nessun dramma, ma molta serietà. Questa riforma è una riforma molto criticabile, serenamente criticabile, ma duramente criticabile. Vi facevo l'altro esempio e con questo finisco. Ne vengono alterati anche alcuni organi di garanzia del nostro sistema. Fuggevolmente, insomma, anche lì nascosto, nessuno ne parla, magari si dice anche il contrario. Cominciamo dall'organo meno importante, la Corte Costituzionale, che la Corte Costituzionale da questa riforma viene molto politicizzata, pericolosamente politicizzata. Io ne ho fatto parte, insomma, giudica della legittimità costituzionale preventiva delle leggi elettorali. Cosa vuol dire? È una bella cosa in astratto, ma in concreto cosa vuol dire? In Parlamento si fa una vigorosa discussione sulla nuova legge elettorale. Non sono tutti d'accordo, evidentemente. Non sono tutti d'accordo, tanto che una minoranza politica cosa fa? Ricorre alla Corte Costituzionale in via preventiva, cioè prima che la legge venga promulgata, cioè che diventi efficace, ricorre alla Corte. Vi immaginate il giudizio della Corte Costituzionale? Io mi metto nei panni dei miei futuri colleghi ipotetici, i quali si troverebbero a dover dire è costituzionale o è incostituzionale una legge appena votata da una maggioranza con delle minoranze così contrarie che sono ricorse a lei. Il suo giudizio sarebbe un giudizio inevitabilmente sottoposto al fuoco incrociato della polemica politica, insomma della polemica giornalistica. Perché? Ma per Bacco. Primo esempio di questa Corte che rischia di essere buttata un po' tanto nella rissa politica. Dall'altra, vi dicevo, moltissime leggi con questo tipo di modifica sarebbero impugnabili perché la Camera non ha rispettato i diritti del Senato, il Senato non ha rispettato i diritti della Camera, perché tutte e due non hanno rispettato certe norme generali che sono scritte lì. Cioè la Corte sarebbe chiamata a giudicare di come ha operato il Parlamento. È un bell'organo politico, un organo importante. Voi capite, anche lì la Corte diventa un soggetto, come dire, deve comprarsi una nuova mise, non più la toga nera, ma insomma qualche vestito da giocatore di rugby o del football americano, insomma no, perché insomma, non è facile. A me è capitato di far parte del collegio che ha deciso cose delicate e vi garantisco che in certi contesti insomma, tu senti la pressione intorno. Immaginate in questi altri casi. E in più, per venire incontro al Senato che non sa più che fare, che ha pochi poteri, gli danno da nominare 2 giudici. E quindi il discorso è un poco complicato, ma io ve lo semplifico, se volete poi ve lo argomento, se qualcuno lo chiede. Questi 2 giudici con ogni probabilità sarebbero espressione della maggioranza politica del Senato, della sola maggioranza politica del Senato, perché è facile che nel Senato si formino delle maggioranze di centrodestra, di centrosinistra, di centro, adesso non mi interessa dire di quale tendenza, superiore al 60%, perché già i risultati elettorali vengono deformati dalle leggi elettorali. E poi bisogna eleggere pochi senatori, quindi questo accentua, insomma nel Senato vivranno 2 o 3 partiti. Allora è facile che chi è in maggioranza
si può eleggere due giudici costituzionali, non è una buona cosa. Non è una buona cosa sia per ragioni politiche, sia perché nessuno va a controllare la qualità degli eletti, insomma dei neogiudici, sia perché questi entrerebbero alla Corte col bigliettino partito X regionalista, e questo susciterebbe negli altri una reazione opposta e contraria. Partito Y, Stato centrale, cioè la forza della Corte Costituzionale vive di osmosi, cioè vive del fatto che si viene da parti diverse, ma poi dopo qualche mese si lavora insieme, si fa squadra. Se io introduco nella Corte fattori di corporativizzazione, diciamo così, allora una Corte che deve fare politica, molte cose più politiche, con una composizione più politicizzata, immaginatevelo. Cioè, c'è qualche rischio. Il rischio maggiore, secondo me, è ancora un altro, che in genere non viene affatto rappresentato, quindi è una mia opinione personale. Il Presidente della Repubblica, abbiamo visto negli ultimi anni che il Presidente della Repubblica è un organo pesante, opportunamente pesante, insomma, che ha dei poteri decisivi in certi momenti di difficoltà delle istituzioni repubblicane. Ma deve essere autorevole, stabile nella sua carica. Lì paradossalmente si è detto: facciamolo eleggere da un numero più alto di senatori, scusate, di deputati senatori del Parlamento in seduta comune, almeno i 2/3, il 66%, e poi dopo molte votazioni scendiamo al 60%. E fin qui nulla. Perché? Perché si ha paura che con l'Italicum il governo arrivi vicino, supera il 50% certamente, e allora si alza un po' l'asticella, no? Per cercare di avere un presidente un po' sopra le parti. E l'esigenza di per sé sarebbe buona. Salvo che, dopo tante votazioni, se io non conseguo, non trovo l'accordo, che succede? Non ho il Presidente della Repubblica. Tanto cominciamo a dire. E chi è che fa il lavoro del Presidente della Repubblica? Lo fa il Presidente della Camera dei Deputati, secondo la nuova riforma. Adesso lo farebbe il Presidente del Senato. Lì, nel nuovo sistema, lo farebbe il Presidente della Camera. Cioè un organo più politicizzato, meno stabile, meno autorevole, scusate, con tutto il rispetto per il Presidente della Camera, cioè è un organo diverso, insomma. No? E questo cosa vorrebbe dire? Che il facente funzione del Presidente della Repubblica condiziona meno il governo, cioè esattamente il contrario di quello che ci si riprometteva. Perché il Presidente della Repubblica può, in qualche misura, con dei limiti, però, come dire, guidare il cocchio o tenere i freni, se è stabile, se è autorevole, se no. E invece si può andare all'infinito avanti a cercare il 60% dei voti. Prima il 66, poi si scende al 60, poi è il 60 non tanto sul numero astratto ma sul numero dei votanti, ma insomma sempre il 60%. Il rischio cos'è? Che non ci sia il Presidente della Repubblica o che ci sia un Presidente della Repubblica debolissimo, scelto apposta perché alla fine. Altri sistemi cosa fanno? In casi del genere, dopo tante votazioni, si va al ballottaggio. Oppure in Grecia, che noi parliamo sempre di poveri greci, sciolgono le Camere e rifanno le elezioni. Questo non l'hanno scelto chissà perché i nostri parlamentari, i quali sono sempre molto prudenti nel prevedere scioglimenti automatici delle Camere, della Camera dei Deputati. Cioè, voglio dire, il Presidente della Repubblica deve riuscire a essere più autonomo, a essere nominato soprattutto tranquillamente. Allora vedete che avete sentito cose diverse da quelle che normalmente sentite, se per caso vi capita di sentire una qualche orazione sul dover votare sì, dover votare no. Poi si parla dei massimi sistemi, oppure dei massimi risparmi, o della modernizzazione del paese, no?
E invece le Costituzioni sono questo. Le Costituzioni sono come funzionano le istituzioni, che ricaduta hanno sulla gente, le coerenze o le incoerenze che ci sono dentro. Ecco, sto qui, io credo che i cittadini, con grande fatica, capisco bene, devono cercare di entrare in queste logiche, cioè non accontentarsi di slogan, perché qui in gioco è una cosa concreta e importante, che è la regola della convivenza. È la regola della convivenza, perché se noi ipotizzassimo che scompare la Costituzione, apparentemente non capita nulla, ma il giorno dopo ciascuno, tanto ogni forza politica e sociale è assolutamente libera. Ora, questo non è bene. Non è bene. Io ricordo appunto alcuni, quando studiavo ancora, quando riuscivo a studiare gli atti della Costituente, ho trovato delle frasi molto belle di un giovanissimo Aldo Moro, appena trentenne, aveva 30 anni quando era Costituente, quale diceva che le Costituzioni nascono nei momenti alti e duri, nei momenti tragici, cioè l'ordinamento di fondo di una convivenza sorge, non dico dalle sofferenze, ma passando attraverso una consapevolezza profonda dei costituenti, dei baratri che ci sono intorno. Le classi politiche che hanno fatto la Costituente, di idee diversissime tra loro, però hanno avuto l'umiltà di discutere per 2 anni, di vedere e rivedere, far rivedere i loro testi, eliminando qualche errore. Qui ci sono anche qualche errore, ma se no è da professorino, rosso e blu, no? Sottolineatura doppia e tripla, ma ci sono anche delle sciocchezze proprio scritte lì dentro, ma insomma non è quello. Alla Costituente perfino fecero rileggere il testo della Costituzione da dei letterati, perché la lingua fosse comprensibile. Ecco, non è comprensibile. Molte delle disposizioni che sono scritte qui dentro. Sfido chiunque a capirle, ogni tanto sembrano dei giochi maligni, insomma. Ecco. Allora, cercate di informarvi bene, perché è in gioco qualcosa che va al di là, diciamo, degli slogan, ed è una cosa seria, insomma, degna poi di una popolazione libera, matura. Buonasera.